Grazie, adesso do la parola al Presidente Scarelli, che ringrazio. Buonasera a tutti, ringrazio i soci feresini e quali che hanno così ben spiegato appunto anche la tecnica e l'approccio a queste comunità artificiali. A me non resta che innanzitutto portare i saluti del nostro Presidente della Società Alpina delle Giulie, Mario Pignesi, che purtroppo oggi non è potuto venire. Saluto il Vicepresidente della Regione con noi, il Sindaco, tutta l'amministrazione che ci ha dato, cioè anche Luca, la ospitalità. Veramente 2 anni fa ci siamo visti qua con il Sindaco a presentare il progetto e devo dire che oggi sono piuttosto emozionato e soddisfatto però perché questo il risultato in questo libro è un risultato ottimo e un lavoro di eccellenza. Allora insomma saluto tutti e non mi resta anche che spiegare un po' cos'è questa commissione, perché la commissione Grotte per la nuova l'avete già spiegato, l'avete spiegato voi. La commissione Grotte è il più antico sodalizio, il più antico gruppo esistente al mondo che ancora si occupa e fa attività fattiva speleologica, non lo so. Abbiamo questo grande onore, ma anche questo grande onore perché abbiamo un archivio estesissimo, siamo ormai centenari perché il gruppo lavora più dal 1873, per cui siamo, come dire, andati in parallelo all'epoca con la formazione e la costruzione di quello che è una visione moderna della speleologia. E a Trieste nasce la speleologia, nasce parallelamente in Francia, poi anche noi, e noi portiamo avanti il nome di questo istituto. La Commissione Grotte non è solamente che esplorazione geografica, sotterranea chiaramente, è anche scienza, è anche turismo. Saluto Alessio Pasticatori, che è il nostro direttore del gruppo Gigante, vedo anche, continuo un po' anche con i saluti, vedo Premiani, il neo eletto presidente della Federazione Geologica Regionale, per cui la Commissione Grotte è un'entità, un gruppo che lavora a 360 gradi, è ben inserito culturalmente a livello nazionale e anche mondiale per quanto riguarda appunto la ricerca scientifica in grotta, il turismo a livello regionale, il fondo di adozione delle scelte che sono state sicuramente lungimiranti. Ecco, per cui non la farò tanto lunga, era solamente per far capire che il gruppo lavora assiduamente, è ancora molto attivo, partecipiamo e organizziamo convegni, congressi nazionali, siamo presenti a livello, ripeto, internazionale, per cui insomma è stato un po' un passo, come dire, anche fortunato. Noi ci siamo avvicinati al comune di Carmanova attraverso altre volte, che rinnovo anch'io i saluti e i ringraziamenti, per cui tutte queste persone, tutto il gruppo coeso, sicuramente in un humus umano che è questo del comune di Carmanova, della cittadinanza, è stato così positivo da, come dire, da coltivarci, di far, se ho visto bene, ho sentito bene, terminare anche questo desiderio di esplorazione del nostro Piani, il nostro assessore, per cui lo abbiamo contagiato perché l'esplorazione è una malattia. Bene, quindi io vi ringrazio e spero che insomma il progetto, così come in questo primo step si è concluso, vada avanti, perché so che la missione è quella di essere elencati, di lavorarsi negli siti UNESCO. Credo che per noi anche essere qua presenti è una questione anche di, prestigiosa, per cui insomma, mi auguro che questo avvenga. Grazie.